nelle puntate precedenti. Siamo noi affidati, abbiamo un'associazione e praticamente ci hanno dato a Gela il tempio di Demetra sotto il cavalcavia, ti ricordi? Sì. E praticamente hanno presentato male la situazione lì alla 7 e tu hai detto di Toto Galanti è simpatico, però dice hanno dato una cosa archeologica a questo ragazzo qua così, mi sembra un po' sprovveduto. Ah, bellissimo, salutamelo allora. Comunque ti volevo invitare a venire a Gela. Verrò. Al tempio di Demetra. Sì, verrò forse. Lei non è un esperto di archeologia, come mai è stato affidato questo posto alla vostra associazione? No, non è che... sì, e infatti anche io me lo chiedo, perché il mio scopo era avere un luogo dove poter fare un laboratorio artistico. I ragazzi dell'associazione hanno portato via oltre 200 sacchi di rifiuti. Il loro sogno è realizzare un centro culturale nell'area abbandonata. Allora Vittorio, una discarica abbandonata è diventata il tempio e... coprire un tempio invece che farne un'area e un parco con quello schifezza per fare non so quale parcheggio è la prova dell'oscuramento delle menti. E Gela non è la civiltà antica e la Magna Grecia, ma è il cemento e l'orrore. Con un pensiero stupendo con la Z per Giacalone che è un cultore della lingua italiana. Ha ragione, è quello che ho detto che mesce. Chi guarda queste cose la cosa con la Z, ma dico poverino, simpatico, buono e gentile, ma vada a fare altro, ma vada a fare altro, ma vada a fare altro. Quello che segue avviene fra le 19 e le 20. Bene, signore e signori, siamo al Teatro Eschilo, che ci dovrebbe esserci Vittorio Sgarbi che presenta il suo libro. Ora andiamo a vedere com'è la situazione, se si paga, se non si paga, se si entra gratis. Vediamo un po'. Che si asa, poi ce l'avete il biglietto, ce l'avete? L'autografo tu dice? No, ancora no. Ah, ma già è venuto o ancora deve arrivare? Va bene, spegniamo per un attimo perché dobbiamo censurare l'entrata clandestina. Io sono il dittatore del tempio di Demetra, ha parlato di me. Guarda di te. E com'è? La vogliamo chiarire la cosa? Dottor Sgarbi, com'è? Manco mi caca? Poverino, simpatico, buono e gentile, ma vada a fare altro, ma vada a fare altro, ma vada a fare altro. Ma così sono contento di vedere. Salinitro dov'è? Salinitro purtroppo è impegnato. Quanto giorno? Innamorato, vieni sindaco. Stati anche alle mura ma ce ne siamo scappati. Cani randaggi c'erano? Praticamente sì. E Sgarbi li ha visti? E si è spaventato? Abbiamo delle foto. Quindi si spaventa dai cani, eh? Questa è una domanda su Gela, lei ha avuto modo di vedere qualcosa di Gela? Gela è una città che potenzialmente potrebbe essere bellissima, che però non riesce a esserlo, perché secondo me? Perché trasforma il divertimento che uno prova quando va in una spiaggia bellissima davanti al mare dove non c'è niente con l'ospedale, perché il museo di Gela è come un ospedale, uno va lì a vedere dei reperti che sono i malati che vanno curati con cattive luci, cioè non c'è il piacere di mostrare le cose che sono belle. Quando uno va al mare senza una lira, fa un bagno è felice, allora occorre riportare alla natura la bellezza, fare un museo molto semplice, non fare assolutamente quello per la nave che è un brutto museo, ancora una volta uno scempio architettonico. E io ho detto a Crocetto l'altro giorno che i prossimi 2 anni, se ne mancano ancora 2, dovrà fare almeno una cosa per cui non verrà dimenticato diventando come un vento che passa e non lascia traccia, e quindi io credo che potrebbe fare il grande museo della Magna Grecia a Gela, ma una cosa che si può fare in 2 anni, basta non mettersi le mani negli architetti, non fare concorsi, non rompere i coglioni, non spendere milioni. Io credo che con 2 milioni di euro non fare il più bel museo della Sicilia, però basta che non lo voglia. Grazie. Il sindaco è con noi.
Al dittatore del Tempio di Demetra. Il dittatore del Tempio di Demetra. Ma l'hai visto? Peggio dei dottori, scrive, dottor Scarpa. Non si capisce niente. Ma è un messaggio vero o non è che mi prende per il culo? Ho scritto quello che mi hai detto, rincoglionito. Si chiama Demetra lui. No, quale Demetra? No, dottor Galandi mi chiamo. Dottor Sgarbi. Mi ha smerdiato sulla 7 una volta, se si ricorda. Sì, lei, se vuole poi, un minuto poi. Ma vado a fare altro. Gli volevo spiegare un progetto geniale che avevo, dottor Sgarbi. Parla. Niente, se qualcuno me lo può traducere poi a voi la linea studio. Stai sparando di Demetra? Demetra. A salve però sono, Demetra. Niente, poi ti do il mio, Che poi era quella di Pensiero Stupendo con la Z, si ricorda che dice che ho rovinato... La cosa con la Z, ma dico poverino, simpatico, buono e gentile, ma vada a fare altro, ma vada a fare altro, ma vada a fare altro, ma vada a fare altro. E invece, sì, mi ha smerdiato. E come? A me a Gela mi dicevano, guarda quello che ha smerdiato dottor Sgarbi. Ma vada a fare altro. Guarda quello che ha smerdiato dottor Sgarbi. Ma vada a fare altro. Guarda quello che ha smerdiato dottor Sgarbi. Sì, ha detto, ma io è tanto carino però, anzi meno male. Ma dico poverino, simpatico, buono e gentile, ma dico poverino, simpatico, buono e gentile, ma vada a fare altro, ma vada a fare altro. Io è tanto carino però, anzi meno male che, sì, una cosa, sì, non l'ha detto però. Non l'ho pensato. Sì. Ritiro tutto. Va bene, grazie. Ritira tutto, raga. Marco. Va bene. Sapevo che eri tu. Vabbè, comunque l'ho scavalcato, ho preso un appuntamento con lei domani per mezzogiorno. Va bene. L'aspetto, Dove sono? Non lo so se glielo posso dire davanti alle persone. Io devo fare il bagno domani. La scuola di Ragusa, se non mi sbaglio. Scuola di Ragusa, vero? Ragusa? Sì, Ragusa. Guarda, sta pure firmando addirittura. Chi se la prende? Ce l'ha fuori. E chi se la prende quella cosa? È nostra. Ah, quella è vostra? L'abbiamo pagata. Ho capito. Se ci vuole scrivere pure Totò Galanti, così... Ma che c'è Totò Galanti, è il nostro backdrop. Che c'è? Semplicemente anche più di una volta. Inga. Ah, te l'ha rovinata, visto? Te l'ha rovinata. Te l'ha rovinata. Totò. Certo. Non sono bellissimo. In diretta, ragazzi. Lui ha cerchiato le due e l'ho detto. Certo, perché per scrivere Galandi era troppo lungo. Si stanno andando a prendersi forse una birra. Per questo sarebbe il cazzo di latte. Capisco? È una panna. Formaggio. Un Masterchef lo mandiamo. No, ho detto, un posto come questo così bello, voleva avere il latte di mandorle. Però guarda. Qui arrivi in Sicilia, non c'è il latte di mandorle ma Sant'Ao, perché roba è la propria cosa. Non c'è per niente. Vabbè, questa la scangelliamo. Demetra. Va bene, allora quando torno mi fermerò un po' di latte di mandorle. Si gira e mi giro, siamo a posto. Grande successo. Capatosti. Noi abbiamo la Impressionante. Capatoste, latte di mandorle, devi inaugurarlo, devi ritornare alle tradizioni. Galanti. Bene, siamo signori in diretta registrata qua a Gela, per la prima volta a Gela, Vittorio Sgarbi. È la prima volta ancora. Ah no? La posso registrare la passeggiata? Sì, puoi fare quello che vuoi. Grazie, grazie. Bene signori, autorizzati direttamente dal capo. Ehi!
certo, certo, dai ragazzi, approfittate. Ragazzi, sì, col bianco, vengo. Si può? Vedo che ti ho portato anche il sindaco? Sì, come il sindaco è stato parecchie volte qua. Io sono la sesta stella. È di casa il sindaco. Tu conosci il sindaco? Tu sei di Gela? Così. È comodo, posso accomodarmi? Simpatico. Questo è sostituito. No, ma sono stato sì, è stato sostituito però non è che io, tu lo sai, questi sono tutti oggetti che vengono da Parigi. Questo è lo studio dei Marchesi Mandia del 1680 che hanno, diciamo, costruito il palazzo. Questo è un altro antenato dell'Aldisio. Quello è mio suocero, il papà di mia moglie, questa è mia moglie quando era ragazza, sì, e questa è mia figlia a Shanghai. No, stava poco bene. Questa è mia figlia. Anche la figlia, ottima famiglia. Una serata di gala a Shanghai. Questo è il mio figlio. So che bella moglie che è il nostro corpo. Questo è il mio figlio, scusa un attimo. Vittorio, questa è mia moglie. Somiglia alla Loren. Sì, moltissimo somiglia, e tutti lo dicono che somiglia alla Loren. Questo è mio figlio che adesso è comandante dei NAS nel Veneto, e tenente colonnello. Somiglia a Omar Sharif lui invece, sì. Una famiglia di attori. E questi sono i miei genitori in viaggio di nozze, nel 1922 a Roma. Mio padre è laureato in medicina a Bologna e questo il Marchese Aldisio è lo zio di mio figlio. Allora, questo è un salotto, la volta di questo salotto è ammirata da tutti i professori dell'università che sono tutti qua, il fatto che sono stati anche dei nomi prestigiosi, ma lo lasciamo stare. Dottore Sgarbi, ma qua c'è, ma è bellissimo, qua c'è di tramutarsi. Cos'è tramutarsi? Il vino in aceto oppure viceversa, tramutare, dallo stupore, diciamo, è un superlativo vulcanico, diciamo. Come si chiama questo palazzo? Palazzo Aldisio. Aldisio. Tutto cose d'oro, bellissimo. Ma dottore, prima che si consuma la batteria, andiamo a vedere. Hai rotto il cazzo. Va, dai, dottore. Dobbiamo vivere con la tua batteria. Dai, stronzo. Dai, prima che ormai. Vedi, qui c'è una sala di riunioni. Possiamo trasferire qua al comune. Poi è una bella sala di rappresentanza. Com'è il comune di Gela? Brutto? Ma diciamo che è un'opera che di sala e di questo come edificio brutto. Questo è bello. Restauri conservativi fatti dallo sottoscritto. A spese mie ho speso 1 miliardo e 400 milioni di vecchierini. Tutti a spese mie. Sono dei poveracci. Infatti Berlusconi è musulmano. Mi accontento di poco, lo sai? Niente, noi ci accontentiamo di registrare. Voi accontentatevi di guardare? Di registrare, infatti. Di registrare. Ha detto che è bello l'attacco della tenda, non si sente ma. Qua di nuovo si è spenti le luci. Ci apprestiamo a uscire. Ecco qua luce soffusa. Porte che sembrano come passaggi segreti. Ecco, citofoni che suonano all'improvviso che fanno spaventare. Un passaggio segreto sembra.
bene, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, diciamo, a registrare tutto. Non si è consumata la batteria, dottor Sgarbi. Io vi auguro una buona cena. Vengano noi. Vengo a piedi? Penso di sì, mi sa, dottore Magano. Io mi sono permesso di entrare la bici, se no se la rubavano. Il dottore Sgarbi purtroppo stasera mi sa che se ne va a bocca asciutta, diciamo, più che a bocca asciutta, a cazzo asciutto forse. Non è che qua quando un jet te la danno, Vittorio, qua ci vuole un po' di romanticismo, non è che non te la vogliono dare, però così subito no. Vedi che è rimasto a bocca asciutta, non ha trovato pelo, se vi interessa. No, non interessa di certo, però capisci? Qui trova, vedo che il locale è molto sta cercando pelo, l'ho visto che anche lo registro ed è proprio, non riesce. Siamo una modella. Infatti, glielo vuoi dire tu, quello è ben accetto, ad accettarlo. Articolo su Sgarbi, Vittorio Sgarbi, l'uomo più vicino a Dio. Sono anch'io. Uno che me l'ha dato oggi, quello leggiamo. Preciso. Io faccio un libro adesso, il prossimo, fra 2 libri, dedicato alla Maddalena. Faccio il Vangelo secondo la Maddalena, sostenendo che se Cristo è un uomo, non può non avere scopato. E che cazzo di uomo sarebbe Cristo se non avesse, incontrava lei e non se la scopa? Evviva! Cristo, che uomo sarebbe? Mica Crocetta Cristo, no? Bisogna vedere se poi gliela darebbe lei a Cristo. Quello è il problema con loro, non lei o anche un'altra, quando una è disponibile, lui non è che dice non mi tiro indietro, perché sono Dio, perché sono Cristo. Questo è un Cristo che rinuncia alla figa, te l'immagini? Non esiste, ma non esiste, ma non può essere, me la darei pure anch'io. E per quello che non ha fatto lui, perché io sono lì proprio. Se proprio Dio non vuole farlo, lo faccio io. Andiamo a piedi? Andiamo allo studio suo. Lo studio suo lontanissimo. La sede del comune col sindaco. Di qua, andiamo a piedi? Andiamo a piedi, sì. Va bene, verso il sindaco. Andiamo a piedi. Va bene, vediamo noi se ancora dura la batteria. Dottore Filippini, buongiorno, io sono Totò Galante. Ah, non ce l'hai il numero? Ah, sei scancellato, va bene, sì, va bene. Senta una cosa, com'è? Doveva venire in mezzogiorno, mezzogiorno, cioè già sono le 3 del pomeriggio. Come sta dormendo? Sta dormendo e ti? Ah, ha fatto nottata, poverino. E come mai ha fatto nottata? Il dottor Sgarbi, come mai ha fatto nottata? Ah, sei andato al maestro giudice. Ho capito, a visitare l'atelier. Ah, l'atelier. E allora ci devi dire il maestro giudice che lui il maestro giudice lo sapeva che il dottor Sgarbi doveva venire oggi qua. E ci fece fare nottata, l'ha fatta apposta, un pezzo di ruffiano, ce lo deve dire pure a lui, il dottor Filippini. Sì, e com'è, cosa portavo, schino, che fece nottata? A cosa portavo? A chi da come sei di giallo o a chi da sì che lo... Si portava tutto due? No, ma questa è smerdiatina. Smerdiatina suppletiva alla smerdiatina di prima. No, allora, dottor Filippini, qua ce lo dico chiaro in poche parole. No, lei ci deve dire, no, lei ora mi deve sentire a me. Ci deve dire, dottor Sgarbi, che la prossima volta che viene, che io che ci dico, sono il dittatore di qua, che scherzo, faccio e dico per discurrerla. No, ci deve dire direttamente tombulate, va bene? Tombulate direttamente. Arrivederci e grazie. E se lo memorizzi questo numero, va bene? Buonasera.
noi si può. Arriva chi, ci smertia, le persone, e ci fa vedere i film e ne si fotte.